anzi dovrei dire buon mese. Abbiamo iniziato da pochi giorni il mese di maggio, che potremmo dire l'ultimo vero mese di scuola, nel quale davvero sarete chiamati a dare il meglio di voi stessi, impegnandovi nelle diverse prove che vi verranno proposte e cercando proprio di dare il meglio di voi stessi nell'impegno, nella frequenza, nel rispondere a quanto vi verrà chiesto. Vorrei quindi incoraggiarvi davvero ad affrontare con serenità questo periodo, senza patemi d'animo e senza troppe preoccupazioni, ma proprio cercando di metterci tutta la testa, tutta la volontà e anche, se possibile, un po' di cuore. Per i cristiani il mese di maggio è un periodo particolare, dedicato da sempre alla preghiera del Rosario a Maria. Ed è per questo che questa mattina ho voluto trasmettere questa preghiera proprio dall'anticamera dell'ufficio del Rettore, dove si trova questo bellissimo dipinto del Seicento che rappresenta proprio la Vergine Maria con gli occhi rivolti verso la terra, verso tutti noi. Mi piacerebbe che ci sentissimo accompagnati da lei, proprio come fa una mamma all'inizio della nostra giornata. Ieri, nella liturgia della parola della domenica, la seconda lettura ci ha rivolto un invito molto particolare. Ve lo leggo. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Non amare a parole, ma con i fatti, significa sporcarci le mani, prenderci cura dei nostri amici, dei nostri fratelli, avere il coraggio di spendere il nostro tempo per il bene degli altri, cercare in ogni cosa che facciamo di offrire il meglio di noi per l'altro. Anche qui vorrei essere molto concreto. Già nelle mie classi ho avuto modo di presentare una piccola pubblicazione che potrebbe diventare un simpatico regalo per la festa della mamma che festeggeremo domenica prossima. Voi tutti conoscete le cucine popolari, anche perché le abbiamo sostenute durante il periodo di Avvento, prima del Natale. Ora le cucine popolari, anzi i cuochi delle cucine popolari, insieme agli chef stellati del nostro territorio, hanno pubblicato questo simpatico ricettario intitolato Chef in relazione. Contiene alcune ricette della tradizione veneta ed è davvero un testo simpatico che potremmo regalare alle nostre mamme, dimostrando loro tutto il nostro amore e la nostra gratitudine. Ma attenzione, a proposito di amare con i fatti e non a parole, potremmo anche sostenere attraverso il costo di questo ricettario tanti amici poveri che frequentano quotidianamente le cucine popolari. Con 10 euro, il costo effettivo, potremmo offrire loro 2 pasti completi e in più una visita medica e un servizio di docce. Un piccolo segno, un dono verso la nostra mamma e un gesto di solidarietà concreto nei confronti dei centinaia di poveri che ogni giorno si recano alle cucine popolari. Potrete prenotare questo testo da Alessandra, ritirandolo direttamente, lasciando la vostra offerta. Oppure potrete lasciare il vostro nome, qualora non abbiate a disposizione i 10 euro necessari, e vi verrà consegnato nei prossimi giorni. Non amiamo a parole, ma con i fatti. La nostra scuola vi propone anche questi piccoli segni, questi piccoli gesti di condivisione che possono diventare davvero la concretizzazione di questa parola. E allora, con fiducia, vivendo anche noi il mese di maggio dedicato a Maria, ci rivolgiamo a lei con la preghiera dell'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Buon lavoro e buona settimana a tutti.